nostro primo Consiglio dei Ministri, delibereremo come risarcimento per una imposizione sbagliata e ingiusta dello Stato la restituzione dell'IMU sulla prima casa pagata dai cittadini nel 2012. Non rispetto chi dice falsità. La restituzione dell'IMU sulla prima casa pagata dai cittadini nel 2012. Allora, sull'IMU c'è ancora molta confusione, come sapete c'è stato solo uno slittamento a settembre, i sindaci sono contenti, sono scontenti gli imprenditori perché pare che proprio in seguito a queste ultime esitazioni chi deve pagare l'IMU sui capannoni industriali si troverà per esempio a pagare il 50% in più e quindi è tutta una vicenda ancora molto complicata, ancora molto complessa, ancora da definire, ma invece si è definito il quadro per quanto riguarda il patto di stabilità. Sapete che si era parlato di un allentamento del patto di stabilità proprio per consentire alle amministrazioni locali di usare i soldi che sono in cassa. Ebbene, questo allentamento si è risolto per ora, dopo un intervento della conferenza delle regioni, in tanti soldi alle regioni spendaccione, in particolare al Lazio e alla Campania, 5 miliardi, e in poche briciole invece per quanto riguarda il Veneto, insomma, per quanto riguarda il nord. Le regioni del nord rispetto a quelle poco virtuose del sud ricevono pochissimi soldi e quindi su questo sta scoppiando una grossa polemica perché si tratta di un altro schiaffo alla nostra regione. Allora, ma volevo chiedere a Paolo Luca Bernardini, Indipendenza Veneta, no? Tanti messaggi che inneggiano all'indipendenza del Veneto. A che punto è il vostro percorso referendario? Noi stiamo proseguendo con quella che crediamo che sia l'unica via d'uscita dalla situazione assolutamente drammatica. Io lo stavo guardando perché lei è un imprenditore che resiste, non si è ancora suicidato, speriamo che non lo faccia perché è pieno di vitalità. Che io lo sappia no, sono ancora vivo, vegeto per modo di dire. Allora però la guardavo ancora quanto rappresentante di una specie. Più che resistere, che è un termine, io resto in piedi, mi piace di più, resto in piedi, sì. Però purtroppo l'unica soluzione che vediamo noi, non è purtroppo, per fortuna, è quella che porti all'indipendenza del Veneto prima possibile, perché l'Italia è un paese tecnicamente fallito dal 2011, che continua a vivere una vita da zombie, una vita che non dovrebbe portare avanti e che trascina con sé la distruzione tutte le categorie, gli imprenditori, ma non solo gli imprenditori. Io sono un docente universitario e vedo i miei migliori studenti da anni andare in Australia piuttosto che in Svizzera. Questa è una situazione irreversibile. Quindi noi continuiamo a lottare in questo senso per salvare gli individui che sono i cittadini veneti, sperando che questa idea dell'indipendenza si diffonda al di là del Veneto, alla Sardegna, alla Lombardia, all'Emilia e questa istituzione che si chiama Italia giunga al suo compimento, alla sua fine, perché di fatto resiste in una vita dimediata, non esiste più almeno tecnicamente dal momento in cui è stato introdotto l'euro, un paese ha perso la sovranità monetaria, quindi non è più un vero paese. Per cui io non voglio entrare in discorsi di policies, IMU piuttosto che non IMU. I problemi sono molto più profondi, i problemi che l'Italia è un paese con un livello di tassazione tra i più alti del mondo, ormai insostenibile, crescerà ulteriormente e porterà alla fine non solo degli imprenditori, ma alla fine di tutti i cittadini veneti. Si diventerà un deserto dove non ci sarà più nulla. Quindi l'indipendenza è una necessità e anche in un certo senso un grande piacere per chi combatte per questa lotta. Io mi sento molto onorato, utilizzando il concetto di onore, cercando di riportare l'indipendenza a Venezia che lo è stata per 1100 anni. Questo è quello che credo fondamentalmente, altrimenti andremo in una spirale che ci porterà a progressiva povertà, chiusura di tutte le aziende, vedremo come
saremo ridotti come l'Unione Sovietica nel 1991, non c'era più niente, e i cittadini erano ridotti a delle larve che non sapevano neanche più se ci fosse un regime o meno e cercavano semplicemente di sopravvivere, che significa avere qualcosa da mangiare. Io non credo che il Veneto si meriti questo, ma quando ho letto il titolo Schiaffo al Veneto, beh, gli schiaffi al Veneto li riceve dal 1866, se li mette tutti insieme ha una faccia più tonda della mia. Certo, è uno schiaffo continuo a cui dobbiamo porre fine. Noi proseguiamo, sappiamo che in Regione si è insediata una commissione, c'è un mio illustre collega alla presidenza e altri notevoli studiosi che stanno portando avanti l'aspetto giuridico. Ricordiamoci che le volontà dei popoli, la volontà del popolo è qualcosa che va al di là dell'aspetto giuridico. Quando c'è una volontà c'è una possibilità di realizzarla. Certamente se riusciamo a farla rientrare in un ambito giuridico il referendum sarà accettato. Ricordiamoci, a proposito del referendum che ha citato lei, che c'è una data stabilita per un paese dell'Unione Europea, la Scozia, il 18 settembre 2014 i cittadini scozzesi saranno chiamati a rispondere a una domanda molto semplice: volete continuare a far parte del Regno Unito o volete diventare indipendenti? Questo è un precedente fondamentale, è fondamentale perché stiamo parlando di un paese dell'Unione Europea, ci sono precedenti extraeuropei, il Montenegro ad esempio o altri, ma una volta fissata la volontà democratica dei popoli o l'idea che deve essere rispettata la volontà democratica del popolo, è chiaro che si è aperta una strada che naturalmente coinvolgerà anche il Veneto, coinvolgerà altre realtà italiane naturalmente, e poi può darsi che l'Italia si rifondi più piccola e con persone che siano realmente convinte di appartenere a un'entità statuale che si chiama Italia. Personalmente, tutti gli amici di Indipendenza Veneta non ne siamo convinti. Viviamo qui, ma viviamo in un paese straniero. Professore, se appunto un giorno ci fosse un Veneto indipendente rispetto, diciamo, al problema integrazione, che posizione? Certamente nel Veneto libero che un giorno ci sarà, io sono sicuro che l'unica soluzione per uscire da questa crisi, che vedo che coinvolge persone di sinistra e di destra, io tra l'altro sono seduto vicino al signor Schiavon che è a sinistra e al signor Cesaro che è di destra, e sono come una volta che non c'è più, no? Perché a questo punto si sono messi d'accordo, quindi non esiste neanche più questa finzione di destra-sinistra. Può darsi che nel Veneto libero si ritorni ad avere un partito forte di sinistra, un partito forte per quello che può significare di destra. Certamente nel Veneto libero sarà aperto a tutti coloro che vorranno lavorare, a tutte le persone di ogni nazionalità che daranno il contributo per rendere ricca una terra che ricca non è più o sta perdendo quella ricchezza accumulata faticosamente. Quindi certamente il Veneto libero sarà una terra ospitale, come è stata la Serenissima per 1100 anni. Ci saranno immigrati, ci sarà certamente un controllo dell'immigrazione. Non si creerà una situazione come quella italiana di un'immigrazione per creare consenso, semplicemente consenso politico per tutti questi vecchi elefanti, rinoceronti, così, che sono i vecchi partiti che sono del tutto morti, che hanno perso ogni significato. Quindi io quando sento parlare di PD, PDL, così, come storico guardo un mondo passato, un mondo che non ha più nessun significato e che si mantiene ancora così, una vita larvale priva di significato. Quindi credo che il Veneto libero debba essere aperto, come è stata la Serenissima per 1100 anni, a tutti gli influssi positivi. E certamente però sia che i criminali siano veneti o siano serbi o siano di altre nazionalità debbano essere giustamente puniti. Io credo che la situazione attuale non garantisca nessuna giustizia, come la signora ha ricordato prima, ma non per la cattiveria delle persone, per la mancanza strutturale del sistema. È un sistema che anche dal punto di vista della giustizia non funziona. In Italia 60 milioni di abitanti, ci sono 9.000 giudici togati. Cosa possono fare 9.000 giudici togati se non accumulare pratiche su pratiche come il Tribunale di Padova? Quindi naturalmente ci sarà un'attenzione maggiore alla giustizia veloce, non la giustizia ritardata, ma perché in questo paese è tutto ritardato, quindi anche la giustizia è tutto non funzionale, ma non lo è strutturalmente, lo è dal 1861, non lo è dal 2013. Quindi è giusto porvi fine e questo è quello che penso. E per rispondere alla sua domanda sarà certamente una Repubblica Veneta tollerante, aperta, però aperta in maniera cautelativa, saremo attenti a non far entrare delinquenti e staremo attenti a mandare via i delinquenti che ci sono, perché sarà anche uno Stato di 5 milioni di abitanti, quindi ci sarà un controllo territoriale molto più semplice di quello di uno Stato aperto, una penisola con 2 isole, con afflussi da tutte le parti, come succede
adesso. È stato sollevato più volte il problema della crisi mondiale, ma non esiste la crisi mondiale, c'è la crisi italiana, ma ci sono paesi che vanno perfettamente, l'Australia è un paese che va benissimo, Singapore e Hong Kong vanno benissimo, lo stesso Giappone, il Giappone non è mai stato invaso, il Giappone non è mai stata una colonia europea, ha mantenuto sempre la propria identità, per cui può mantenere una situazione di debito pubblico immenso, come è stato ricordato, perché è sovrana della propria moneta, lo yen, quindi voglio dire... E qui è un paese estremamente interessante, ancora una delle maggiori economie, solamente l'anno scorso la Cina ha superato come PIL il Giappone, e pare che la Cina poi supererà gli Stati Uniti nel 2020. Quindi non è vero che tutto il mondo va male, questa è una forma di consolazione, diciamo, noi andiamo così male che quindi ci consoliamo pensando che gli altri paesi vadano male. L'Australia è un paese che va benissimo, i piccoli stati generalmente, e includo anche l'Australia perché è grande come territorio ma ha 22 milioni di abitanti, hanno delle economie che fioriscono. Il sud del mondo non esiste più perché i paesi più ricchi del mondo sono a sud rispetto all'Italia. Nel Bahrain, dove c'è un reddito pro capite di $80.000, è un reddito immenso, mentre il reddito pro capite italiano recede ogni anno. Ci sono 4 regioni, che sono il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte, che mantengono una baracca ormai insostenibile. Oltretutto non c'è nessuna riconoscenza, abbiamo un ministro addirittura che offende i veneti. Io mi sono colpito come non veneto, io sono genovese, definendoli contadini, utilizzando il termine contadino che è nobilissimo, perché noi tutti discendiamo da famiglie contadine sul lungo termine, per offendere un popolo intero, poi si trova ad essere ministro. Sono tutti personaggi che neanche nomino per nome, perché sono del tutto estranei al mio modo di vedere e di pensare. Bisogna essere, se si pensa ai giovani, e io ho a che fare con i giovani costantemente come docente universitario, bisogna pensare che tutto questo è morto e tutte le persone che si appellano alla Costituzione, come ha ricordato alla mia destra il signor Cesaro, è morta. L'articolo non è solo violato l'articolo 47 in merito alla sovranità monetaria, è violata costantemente. Pensate alla retroattività delle leggi, noi abbiamo ogni giorno una legge retroattiva, quindi è una carta che è nata, che poteva andare bene nel 48, ma non va più bene. Diceva Thomas Jefferson, ci vuole una generazione a 19 anni, una Costituzione ogni generazione, ogni 19 anni. Questa è una carta morta che quando c'è il rischio che una parte dell'Italia si stacchi per sopravvivere come il Veneto, viene evocato il titolo quinto. Quindi è diventata una carta strumentale in barba a tutti coloro che è morto il senatore Andreotti da pochi giorni, credo che siano rimasti 2 costituenti vivi e neanche in buona salute. Colombo. Ecco, Colombo che non sappiamo che non ha, voglio dire, un grande pedigree, sono rimasti vivi, non possono i morti condizionare la vita dei vivi. Quindi io vorrei dire attenzione a evocare una crisi mondiale, siamo noi in crisi, l'Unione Europea è in crisi, indubbiamente, e l'Unione Europea, come ha detto Schiavon qui alla mia sinistra, giustamente, l'unificazione tedesca è stata ripagata tramite la creazione di questa moneta, prima virtuale, poi immessa il 1° gennaio 2002 nel mercato come moneta unica. E ricordiamoci che se la Germania va bene, la Germania è una repubblica che Gianfranco Miglio avrebbe detto falsamente federale, ma ha aspetti di federalismo estremamente importanti. La Baviera, che è uno dei cuori economici della Germania, ha un saldo negativo rispetto a Berlino di 1 miliardo di euro all'anno. Il Veneto viene derubato di 20 miliardi ogni anno e la Lombardia viene derubata di 50-60 miliardi, che è il più grosso sacco del nord, il più grosso sacco della storia. Io da storico paragono questo furto immenso che il potere centrale fa pagare ad alcune regioni italiane a quello che l'India ha dato in oltre 100 anni a Londra. È un sacco di questo genere paragonabile, nessuna colonia ha mai mantenuto uno Stato centrale con questa immensa quantità di denaro drenata dagli imprenditori. Io sono un dipendente pubblico, quindi da me drenano poco, ma drenata dalle decine di migliaia di imprenditori che alcuni resistono e altri si suicidano di fronte a questo scempio che viene ogni giorno perpetrato ai loro danni. Quindi attenzione, semplicemente è necessario, per prima cosa sarebbe necessario che l'Italia uscisse dall'Unione Europea o perlomeno chiedesse ai cittadini attraverso un referendum se vogliono rimanere e in seguito che il Veneto si staccasse dall'Italia e che venisse riformulata, e del tutto in maniera democratica, attraverso un sistema referendario,
la situazione italiana. E può darsi che in questo modo, anzi, l'Italia, che è un paese che è stato fondato sulla punta delle baionette, su invasione di ogni tipo, venga rifondato democraticamente sul consenso dei cittadini che si esprimano se rimanere o meno in compagine statuali, si esprimono se rimanere o meno all'interno dell'Unione Europea, che sta esattamente, come è stato detto, facendo quello che Cavour ha fatto, saccheggiando il Regno delle Due Sicilie, che era uno dei paesi più ricchi del mondo, aveva la seconda flotta mercantile di tutti i tempi a metà dell'Ottocento, aveva un sistema bancario avanzatissimo ed è stato saccheggiato con un sistema che in economia si chiama dumping, in modo da poter poi gestire la mediazione delle ricchezze del nord verso il sud e giustificare l'esistenza di una classe politica che può darsi che vivono ancora, ma sono tutti morti, hanno perso ogni significato. Professore, voleva replicare a Cristina Muratore? No, semplicemente il popolo veneto è un popolo che esiste, c'è un popolo che, se lei va a vedere una mostra a Padova molto bella, Venet Cans, ci sono addirittura i veneti nel secondo millennio. Poi, anche se lei è così garantista e legalista, pensi alla legge italiana, agli statuti della Regione Sarda, agli statuti della Regione Veneto, sono diventati leggi dello Stato e in tali statuti viene affermata l'esistenza del popolo veneto, quindi esiste sia storicamente sia de jure, se addirittura esiste attraverso lo ius dell'occupante.